La riforma del territorio survein conturas. Il 23 settembre 2012 han las votantas ed ils votants cresciuns approvà la revisione parziale della Costituzione cantonala. A partir dell'anno 2015, tuai il canton Grischun pia avair indies regions scoportadras d'incumbenzas e quellas tuain reemplazzar ils indies districts, las 14 corporazions regionalas ed ils 39 circuls stadots. D'una consigliera governativa Barbara Enom Steiner. C'è sto anche venir reglà fin l'anno 2015. Ma pun ossa va la legislazione esecutiva in consultazione e la regla principalmente a che regioni els comuni appartengono e coach le regioni vengono organizzate. Differenti disposizioni riguardano più in avanti l'abolizione dei circoli, delle corporazioni regionali e dei distretti. Come vengono le vicinanze attribuite alle regioni? Il punto di partenza è l'appartenenza dei comuni als distretti de dots. In BPAC's cas è ragionevole da fare adattazioni. Fusions immaginables de communs stovessen già possibile in fattas eint in la stessa regione e spazis funzionals no stessa nier separats. In quist sen è il comune de Mut nu attribuì alla regione Via Mala e Nöglia alla regione Alvera e il comune de Haldenstein alla regione Plessur e Nöglia alla regione Langquart. Flem e Trin sono nuts attribuiti alla regione Plaun. Come vengono organizzate le regioni? Le prescrizioni del Gran Consiglio erano claras. I comuni stanno dirigere più ferm ils fatti delle regioni. Rappresentati vengono i comuni da loro presidente o loro presidente. La forza elettorale dei comuni in la regione strizza tenor la grandezza dei comuni. L'organo centrale della regione è la conferenza delle presidentes e dei presidenti. Quella si compone dalle presidentes comunali e dai presidenti comunali dei comuni della regione. C'è influenza alla riforma del territorio sin l'elezione del Consiglio Grande? Ed è bene che la riforma del territorio abolisce i circoli sco corporazioni, sco unità elettorali restano in funzione. L'organizzazione, la realizzazione delle elezioni sarà l'incombenza delle regioni, la procedura scotale ed l'unità elettorale non vengono mudate in futuro.